Ad Agrigento il Natale dei cani. Al Viale Cannatello 105, nella sede della clinica veterinaria L'Arca di Noè, di Leila Licausi e Perla Ietro, si è svolta una festa per lo scambio degli auguri di Natale. Durante la festa non sono mancati gli omaggi e la benedizione del prete. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ringraziamo i nostri amici che ci permettono di vivere questo momento che è importante, sia per la vita sociale, perché è un lavoro, però è un lavoro che ha come scopo principale prendersi cura degli animali e prendersi cura delle persone che a loro volta devono prendersi cura degli animali. E questo è compiere quella che è la volontà di Dio. Ravviva in noi, o Dio Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. Questa benedizione scenda soprattutto su di voi e attraverso di voi anche sugli animali di cui vi prendete cura. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Affidiamo la nostra vita e i nostri amici anche alla intercessione della Vergine Santa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie. Grazie a Dio. Auguri ai proprietari, auguri a voi. Grazie. Auguri. Buon Natale a tutti e buona fortuna a Leila e Perla che ci hanno aiutato tanto sia con lui che con l'altro cane. Lui in questo momento è super euforico. Allora, volevamo ringraziare tutti per aver festeggiato con noi il Natale dei Cani, sia chi ha potuto partecipare e chi non. È stata una bella iniziativa per far sentire gli animali parte integrante delle proprie famiglie, perché è giusto non tanto amarli perché l'amore è soggettivo, ma quantomeno rispettarli come esseri viventi ed esseri senzienti. Io auguro ai proprietari e ai quattro zampe buone feste, tanti auguri e tanta salute sicuramente. Vi aspettiamo buone feste, sempre. Vi aspettiamo.